C'è anche Bruno Bompieri, patron del Mantova, in tribuna all'Usetti di Castiglione delle Stiviere. Il Castiglione cerca punti contro il Pontisola, dirige Pollaci della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. La sponda per Arrioli, il destro, Nodari in calcio d'angolo. Pace, profondo per Girometta, supera l'avversario e poi spara alle stelle. Vorrebbe sprofondare Matteo Girometta. All'impostazione Paolo Ferretti, largo su Mazzali, di prima Mazzali, Girometta, gol Girometta, vantaggio Sterigarda, stavolta non poteva sbagliare Matteo Girometta, abbracciato da Giovannino Arrioli. Rivediamo il cross di Mazzali e il tap-in di Girometta. Pace per Sandrini, palla sul sinistro, Sandrini, vola Nodari. Comincia il secondo tempo. Occhio di Belli, limite dell'area, il sinistro, la palla di poco larga. Attenzione, l'inserimento di Mazzali, la finta, poi Girometta, il palo, la palla ancora lì e la mette dentro Manzoni, gol rocambolesco, 2-0, Damiano Manzoni. Rivediamo, non è riuscito Girometta a insaccare, la palla ha colpito il palo, poi sul rimpallo arriva Manzoni. Intervento da dietro di Girometta che viene espulso quasi in lacrime Matteo Girometta. Tentativo di rovesciata di Mussi, viene colpito Ruffini. Esce in barella Ruffini. Cross di Capelli, salta di testa Mussi, palla fuori, prima occasione dopo 80 minuti. Attenzione all'uscita incerta di Iali, al volo Paganelli. Non riesce a riaprire la partita il Pontisola. E l'arbitro dopo 4 minuti di recupero manda le squadre negli spogliatoi. Sterigarda 2, Pontisola 0.